Vabbè, ma che sto che? Non ti dici più tu c'è?
deve condannare una settimana. È una settimana che mi date solo per fagioli. Ti tengo una macchina buffata che non avevi idea. Se l'avevamo scoperto buffati! Vabbè, quindi conto che vale, qui fagiolo, quando sono per il centesimo io non mando quelli che penso, vediamo, che cos'è. Vuol dire che per il loro, non mi preoccupare, appena incasso qualche cosa con la mia musica privata, queste cose, vediamo. Da buscare in buscare solo in mano, vedi? Quando uno mette a cacciare niente, non ancora più c'è adesso. Io dovrebbe risparmiare, sono costretto a fare dei sacrifici enormi, non avete idea. Io vado a dormire l'ultimo cliente e l'ultima lavanda. Io ti dico, il letto con uno scupatore, figurate, stiamo da vestito. E non vi dico, la notte ogni tanto ci porto per pigliare cosa la riportare te, ma non mi sciamo. Se io mi faccio vedere ora, a forza che faccio, non lo faccio. Voi volete che i soldi per un paese che fate la culo di Campagnolo, il padre, la culo, la cattiva, non lo so. Ma poi quando già visto che non facevo, ma perché non me la devo la là? Ma perché se mi lasciano per un'unica? Oh, ma uscite che cacchio è? Ma io andavo come me ne va? Se non tengo in mezzo, e devo essere, come lo piglia? Attento la sinistra. Dicono tutta la strada. Anche perché chi mi sta passando che mi va cercando formare per te, guarda che la taletta là, e quindi mi scappa per poco. Il capo fa. No, ma chi mi sta incazzando, ma che se ne va a chiamare la giapponese, la figlia, la perché si fa, rimane portarci Ma mi dovete che non c'è secca, che la guaglione da lei che se ne chiude il capo con me. Dici che io vado questo a 107 pilonale. Io la incontrai in mezzo al paese e a cui c'era a camminare, si parlava un po' che c'era e parlando ci abbiamo per la campagna e arrivavamo alla Bucaretta. Ma si parlava di politica, sì, si parlava di Berlusconi, ci viene una sicuramente per confermare quello che diceva lei. Poi parlava un po' di economia, e soldi sul povero, la tua povera, la venuta legge, la di ci rimane quasi un braccino così, niente, così. Poi parlavo di filosofia, ci osservavamo, la rivista a porta, parlavamo tanto di questo. E si è andato vicino a Muscolino, parlavo di filosofia. E se mi dovete, mi sa posto per darci così, ma come mai? A stego la santa, quando è bella e buona la coppa è io non capente una parola di quello che disse, capente solamente che me ne dovevo scappare perché si va che a fa. Tu vedete i marziatori che me lo so. E quando capì, faccio il mondo. Quando va, poi io la pensa alla gente, quando finisco per quello insieme. Perché mi devo difendere, la città stiamo ficando una bella canzone. Ma questi motori grigi da sera per marita, sotto il rito zucchero di piace. E le cantate più avanti, oh, questo anche mi fai impazzire. Mena Carolina, non fa pure papà così. Che canzone voglio sempre nessuna canzone. Io voglio sempre solamente la musica e sorda. No, questa musica non la ricordo, però se ne fa.
non riesco più, è da male. Se la testa non conosce cose, i soldi, le braccia, non le dà, ci hanno aiuto, mamma mia, come mamma fa? No, ma niente, non si vede. Oh, ma Nannina, buongiorno! Stamattina è sembrato un fiore, complimenti, e che freschezza, e che profumo di rosa, profumo francese, vero? No, la matata a Quando la
tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. 100 rose cappucciate in da marca di spazio. Latte rosa, rosa, latte te facette un occupato. Non c'è bisogno singere pan divina concetto. Come t'ha fatto mamma, te lo saggio meglio te. Perché è un mistero che sta facendo discussione in questa casa. Fai discussione con la cameriera, con l'uomo, con la santa! Io se non facevo così, voi risparmio la denari inutilmente, capito? Ma ti metti nel colle, sì o no? Ma tu faccia vedere tu! Ma no, tu faccia permettere il presente è l'avvenire, e l'avvenire è il presente, capito no? Ma sapere, ma tu quando hai programmato? Perché sei un agente? No, figlio, come si mi piace che tu
pensami che questi pochi anni che mi mancano, mentre tu fai la sciolinetta, tu assini sotto, tu lei, forse pensi che esci in matrimonio? Sì, proprio per questo mi sento. E allora voglio morire. Credi tu? Se non ti è presentata con nessuno, è perché sanno tutte le qualità che tengo io e come sono difficoltosa. E quando sei vecchia? Ma no, prima che fosse pure un cane. Manco l'uovo! Bravo, basta! A così che si mangia dei soldi lui. non lo faccio mica mai, non ti vecchio. A così tu guardo un po' e guardo miglia. Finalmente è uscito! Perché io non c'è la distrazione, Tu mi a così versassi, la pugni e stanno in stati di una naula di... Zuccatura. Io se tu facevi così saresti andata alle limosine a quest'ora. E ci andrai. E ci voglio andare, capito, come tu la capo! Signorina, è dato con questo signorina. Nada, quando sbagli, mi caccia. Scusate, comunque c'è un signore, una signorina e una vecchia. Dice che è Nannina, carabiniere che stava qui. Nannina con la nave. Osso, la farò passare, su. Con quanto piacere che la rivedo. Adesso capisce, perché un giovinotto teneva una certa simpatia per Nannina. Sperava di ottenere qualche cosa da lei, ma facesse palla corta. E sai questo? Era un angelo e virtù, seria e onesta. Così lo dico tu! Ma non mi penso. Concetta, ma con quanto piacere, vieni avanti. Buonasera, signora baronessa. Buonasera. Nannina, sei quanta bella. Vieni qua avanti, sto bel toro. Salve, guardate, signora carina, ma fatti del primo grado. Concetta, grazie. Cosa sta per non sa? Schiavotella vostra. Ma grazie. E cosa vuole con sa? Serva vostra. Non come tu sei fatto, ma no! Dove sta chiamando? E questo giovane chi è? Ah, si deve andare a mettere un po' potuto proprio immagina. È mio Oh marito. marito. Ti sei maritata, Tissere! Non so perché sei donno adesso! E anche siete dei signori, Alice, come ti chiamano? Felice. No, veramente, se la parola si voleva dire che lui è felice con lei che si è maritata a Nannina. Non mi capisce da questa. Volevo dire che sono felice e contento per scusare a Nannina. Mi chiamo Martino. Sì, Martino Guardiola. Martino Guardiola. Sono il marito di Nannina. E facciamo la signoria. Sì. Facciamo una balla a Don Sasà. Scusate, un nome così, io mi chiamo Alessandro, ma da piccolo mi hanno sempre chiamato Sa. Sì. Guarda gli amici. Sì. Io come so bene se si è Sasà, Facciamo una balla a Sasà. Sasà, sta qua. E che figura ridicola che sei! Che non vai a rovinare io, qua. Non ci vogliamo accomodare. Sì, Che bello vederti. E che fa tuo marito? Che fa? Il barbiere, signora baronessa. È un bello salone. Calme, che mignata, altro che signora baronessa, è un quadratore e sa buscare. Anziché un luogo bello. Sì, mi metti contenta, signora baronessa. E adesso trovo un giovane uomo. Dunque io vado scema! Io non me ne sappisco! Anche tua nome più buona, dice proprio scimonza per la baronessa.
Ragazzi,
questo cielo che non può vedere 4 ore, che non ti vuol di più. Sai che mo è una cosa e le prime ramata. Non si può fare. Soprattutto basta. Ma come me ne hanno sentite mai io chiamo come prima? Anzi, più di prima. E se ti sposti a far 3 ore tutto. Capo, guarda me. Vieni. No, ti prego, e non ti vanti di questi occhi che sono stati la mia vita. No, anche perché te ne sei andato, perché mi sei sposato? Perché mi stavo qua. E certo che stai qua. Pensavo tutto io, dove sei pensato? L'avevi messo su un appartamentino, l'avevi un appartamentino che anche io, i gioielli, che piace che brillanta, e questo sempre stato in assoluto dell'amore, il nido d'amore, di Caninella, e ste vecchietto! E facevo questo bello acquisto. Non è troppo, e dammi una sua, dammi una sua. Stanotte quando arrivo Tom e mi dà senza noi per passare 4 ore a Mi sei pazzo? Non ci capitava. Dammi del cappello, mamma mi fatti guardare, mamma si vede, ma no, bravi, che non sì, io sono la ritrovato, non dammi insieme a me, ma tu ti fai sempre ciposo, la mia, ma com'è così, e poi sempre tutta profumata ed elegante, ma non mi dice da vino a fatica, non devo toccare a parte. No, quando mai era giusto una fama per fare lo sciamarino, eppure la 2000 lire come ricompensa che ne aveva detto. Ma marito, ma perché ti sei sposato? E lo giovani, E chi hai visto un bello uomo da sposare a te? non puoi sapere in un barbiere, Gennari è proprio un bravo figlio. Certo, sono un barbiere bravo figlio, potevi sposare pure un battello. Adesso mi ballassi il quarto fumo, se non si bravo quasi a io non mi metterei mai con quella donna, piuttosto da lì, a quando tu sei chiuso tu, non mi lanci guardare giù alla fede. Vieni, ma dopo non si può sputare al stile. Ma non lo so, ma guarda tutto quanto è una puzza sotto il naso, tutto quanto mi guarda, non mi fate più, tanto no, che non ci vieni, e niente, quando te ne vai? Domani mattina quello non avresti per forza dovuto passare qua a dormire stanotte. Là, mentre che la gamba. Dormi qua stanotte? Sì. Oh, ti ho fatto la gamba pensare! Che è stata? No, a chi pensate, quando è stasera, mi faccio tutto che non mi sento bene, le parole sempre più avanti, un po' di febbre, e me lo apro, e vanno a nascondere, mi posso mettere la vicina, così quando tutti quando sono andato a letto, io esco, mi guardo, me ne vado, e vengo di dalla laboratoria, E a Marino era per primo mezzo? non ci sono tanti che lo Ma tu sei pazzo, ma che dico? Tu sei allora sto. Perché che vuoi? Eravate gli altri? Sì, Io signor. sono venuto a salutare la mia vecchia compagna. Io ti faccio due no. Hai fatto un po'? Sì, hai fatto tu. Vabbè, allora io me ne vado. che sta Sì, fuori ci da vediamo. Maria? Ci vediamo stasera. Tu sei Ma pazzo! non lasciamo, non ne vado. Sì. Tu sei qua? Sì, signora. Stai preparando la cena? Sì, ho preparato, sono venuto a salutare la mia vecchia compagna di lavoro. Non mi preoccupate, ho preparato tutto. Poi, sì, vabbè. Sì, ma io vado. Sì. Spicciati! Arrivati qua. Ah, che bello essere con
Allora, prima la sposa, la mia famiglia, ma sì, grazie. Poi lo sposo, Dino, famiglia, piatto, fammi piatto. E non ti stunare. Ma visto che è stunzo, ma perché avete la canna no? Ah, guarda, mangiamo! Scusate, la verità, mi sento. Una pietra, Grazie. aspetta. Grassa, dammi piatto. Allora, che facciamo? Ah, e adesso qui Vediamo, si ben sì. Faccio un brindisi a Candina che mi sembra un fior di rosa. Faccio un brindisi a Mattino che mi sembra... Ma lasciamo che chiama Auguri. 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 mi hai risposto. Riempo. Buon appetito. Sì, buon appetito. Ma questa scena. Ma noi abbiamo un buon giovane bavo. Ma mi sembra tante cose, mi sono caisse. Ma ne? Tu la sei mantina? No, non è mancina, la che la mano. Nazzaelli. Si arriva la mattina. La trizza. Ma intanto Martino, secondo me non piederò, ma le sue contatine. Io devo tornare a vedere bale. Sì, tutto quello che voglio, sì. Giusto, ormai non gli viene da facciamo le cose che aspettano. Mi sono buono, no! Scusate, mamma, posso tenere pure la mano in mano? Grazie. E poi Da quando sei andato
E solo io ti posso capire, perché le ho provate anch'io queste emozioni. 100 anni fa la provavo io. E invece adesso non mi resta che guardare la vostra felicità e restare a bocca asciutta. Ma chissà, chissà, chissà. Martino, buonanotte. Buonanotte signora contessa. Buonanotte. Grazie per la sua contessa. Mi raccomando, non sogni come cosa. Rose. Concetta mamma, buonanotte, concetta mamma. Buonanotte, concetta mamma. Andiamo a dormire a riposare. Lasciamo di scuola, soldi che ti Casa! Sì, eccomi! Lanciamo questa sera con i patti! Buonanotte, tata. Tuo! Buonanotte, ti voglio il primo posto di mamma mia, mi stai buttando. Sarà proprio questo ambiente bello, elegante, no? Dice, ci viene proprio. Sai che andava quando avevo presente il bello che tu assai a oggi, ti va su vicino, va stava proprio questa musica, non prende proprio in peggio, bello, e tutti i sentimenti, la uno dice, mannaggia che mannaggia là, ma che poi l'anima fa, E te no, diciamo di la vedi che lavori da bracciato, da bracciato si chiama, fatto bracciato, non ti... No, è fatto la nuova. Gesù è la braccia senza pace come la come tutti che sa chi, non la ma non c'entriamo la tentazione però l'abbraccio un po' però Lui regista. Con le donne, come ti sta nel dire, troppo davanti. Sai il tuo argomento, poi il momento diventa la canalina. E lo saranno, che lo sai, no. Ti sembra una, la potenza non è mai troppa. Ci sono un mo', mi ha fatto la nasco, no. Aspettate che sta sotto il muto tutto quanto. Aspetta, delicare un meno qui. C'è anche lui che sta nascendo.
portava un braccialetto strano, una vipera d'oro e porcellana, che viscida pareva sotto la mano, viscida diva quando lo toccava, quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vita al braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembra un suo la croce sì. Ma no, riesce a nuovo a tutti e due. Anna tante che rimazziamo, ma tante che rimazziamo. Anna c'è più. Buongiorno, Concetta mamma. Belle va. Belle va. Stanno citate da 2 ore. Hanno preparato 2 colazioni. A Paravese mi ha mandato 4 lazzambaglioni prima perché dopo la discussione di stasera, giustamente ci voleva. Poi c'era tante che mi causa tutte e due. Ma adesso ci scherzi. State qua, andiamo, questa. Con chi mi ha fatto vedere la pigliatura? Su la sbagliata. Ma io non l'ho toccato, non l'ho fatto, non sono stato qui, neppure ho sapito. Ricordatevi che l'avvocato Pastetto, che faceva Pastetto, così da me, Chi sono da sabato? Come passavi questi costi? Capite, c'è dovuto riuscire forza queste cose. Tu sai? Sì, chi se muove un paese con tutto quanto. E che devo fare? Io stavo sola sola. Ma perché non ti lui da sta giungla? Che non fanno nessuno, tu sai, già! Ma la sono stata stamattina. non posso la devo fatta per non ti capisci, no, la mia scena, o marito con Martina, sei scusata a questa giro di virtù. Non permettere di scegliere asciutto! Oh, ma ne va guarda te! Assassino! Voi lo sapete bene, cazzatella, mamma. Cazzatella, mamma. State zitta, Ho cambiato paese, sta andando la macchina per io. Non hai capito che poi arrivo in paese, ora ci ma a cavallo se non avete fatti suoi. E per tutta la storia che ne c'è qua. Scrivo tutto. Quando vuoi. E chi là? Chi è? E chi là non stai da dire? Come c'è la scuola da te? È un insapiamento. Come c'è la scuola? E io te la sa, ci vuoi trovare in stanza. Appena ho letto su un balcone, dove dici, tu hai la sera. La giocata, poi avevo mai
e mi fa matissa città se vuoi vicino un gatto e sto caudo tempo. E mi si diceva che mi hai fatto uguale a lui e che ti vuoi la città. Maurina. Sa la porta aperta. Allora, si sono giù. Ci ringrazio. A cucina uscito la mattina. Ma no, come ringrazio per il termine da giù. Guarda, via la cosa, sono contenta uscito la mattina. Prego, favorite. Grazie. Che cosa devo dire alla baronessa? No, non è tutto il la sorpresa tutto quanto. Una cosa, sicuramente signora baronessa, non trovo mai quello che può parlare, quindi ci vuole capito. Sta roba è fa, signore. E se non va che non prende tutta questo, e che se uno la casa mia, non è veramente Troppo prova, aspetta. Già ve lo sta commento. Una roba reale. Però perché non mai se ne così alla chiamata, corna reale. Buona baronessa. Baronessa, Stiamo chiedendo molto, signora baronessa. E voi chi siete? Da dove venite? Perché era cavalletta che mai è mia. Sì, e perché hanno partito Corniola. Martino Corniola. Sì, Ma Martino Corniola è lo sposo di Annina. esattamente, che le stesse sono mie. Non potete togliere né a essi né a mamma. Ha detto, ma fammi andare, fammi vedere che è successo. E sono venuto qua. Ma non è possibile. Qui c'è un equivoco. No, questa è una che non può fare. Naturalmente non va per uno. Oh, un equivoco, non sbaglio. Ma perché? Ma aspettate, a già scioglie si imbroglia. Non capisco. Concetta del Martini, finale Martini. Comandate. Buongiorno. Buongiorno. Perché si fanno i cazzi? Ah, li conoscete? Sì, signora baronessa. Un paesano non mostra Ah, troppo sì. niente Chris. Avete visto? Come si chiama? Come si chiama? Si chiama Feliciere. Vincenzo Sciamocca. Sono uccelli, perché hai detto che ti chiami Martino? No, ma non sa che sta succedendo. Tu devi spiegare, devi spiegare. Allora, signora baronessa, aspetta. Si chiama Vincenzo Sciamocca. Ma che ti stai parlando? Che cosa Non è perché veramente lui, perché era venuta a no, allora Oh, senti, ho provato già abbastanza, sto aspettando da 3 ore, vogliamo uscire in questi brogli o no? Oh, capite, tutta la posizione, no? Martina, perché mi si fa qua? Ma quando guardi sei scusate, sta vita. Ho suonato la chitarra. Ho permesso. Io sapevo che rimasto neanche così qua. Posso sapere che sei sempre stata sincera con me? Chi è Felice Sciamotti e chi è Martina Corniola? Allora rispondi. Aspettate, un momentino. Con permesso. Insomma, parlate. Un momento, signora baronessa. Allora, la signora baronessa è in una persona economica. È sicuramente non della Chiesa. E capirà quello inganno che le abbiamo fatto. Inganno. Sì, signora baronessa. Voi ci dovete perdonare. Perché lui non l'ha mai. Sapete? Martina. E chi? Ha visto? Eccoci dentro il sapore. E chi? Non capisco, perché tutta questa cosa? È perché poiché lui scendeva via i soldi, e lui scendeva via a Nannina. E non potevano lì senza sposo, se non i soldi non c'è. Sì. E perché lo sposo e Maria a Montefuso a fare c'è più spese per matrimonio, hanno realizzato e scivoltato a Don Felice Sciamocca, a Bosco e Martina. Vangelo proprio. Grazie.
un posto lì. Stava parlando un Ah, lì, ma non ci può comprare tutte cose. No, guarda, io ho fatto accomodare io perché volevo la città e rimane solo con voi. Mamma, che ardire! Mamma mia, che bel panno capisce! Ah, il mio fuoco, questo peggiore, mamma mia! Come mi manda? Non lo so! Voi siete un furfantello, Perché? Io voi avete fatto questa missione! ma siete voi che mi avete mandato avanti da Ma no, siete per quella camera e non per colpa mia! voi mi avete messo in testa i fatti di quelle elettriche, mi fate sapere la completa e tutti che devo fare. Scusate, Ma Martina è stata tradita! e amo, signor Padre, si vede che sia un bruglie. Martina è stato tradito già da parecchio, perché Nannina non è quell'angelo di figliolo che voi credete. Possibile! Nannina già ha fatto amore con un avvocato che era un palazzare e si riette in Ma America. che non sa niente! No, questa è come la situazione. Le signore la sapeva prima, non si la sposa più. E voi, solo voi la potete salvare. Voi capite sta bella faccia. Ma scusate, Ma che si vuole vedere se la sposa, non vi preoccupate, ma voi capite sto bello cuore che sta. e se Martina doveva sapere? Ma potessi mangiare cose sondariste, questa è una cosa, vi vedo così tenera, ma così affettuosa. Mamma amici, di che calore! Mamma amici, che calore! Sta mangiando tutto quanto! Non va a picciare, la picciare, mica si dà così cannale, ma venite sti bella così bella. Voi che dite così, non potete volere un male natino, perciò chiudete l'occhio e fate in modo che si mise spose. Mamma mia, e che giorno focoso! E voi tutti così, e io sono tutto buono! Ma insomma... Ma no, ma io perché lo sacci, la qui sotto, la roba sotto, sotto. Si deve ragione che io non cagliasse manco un altro che io vedo sciacquato. Ma si doveva con loro lo spirito faccio. Ecco bellità, ecco profumo che c'è da mi dire. piace! Davanti a carnavale, No, profumo francese! che schifo. Io volevo che solletico! No, non è che non voleva solo di Ma non è possibile!
Restituisci il denaro a chi spetta. Pensi alla via per te. Vieni qua. Allora, che c'è più fatto, Questa quanto mi chiappo! E che marito? Non ti preoccupare. Quello non è mio marito. Questo qua è Martino, è stato tutto una Sandina? Chi sei partito? Donna? Allora tu facevi la botta, che quando parte detto. Ma facevi la botta, ma sì, Ma che cazzo vuoi a nome, va? Ma che ti aspettavo? Fermati! ma che bovina! Prima di passare sul corpo suo, Vabbè, vorrei passare sul corpo mio. Di che schifo? Io amo quest'uomo e lui è pazzo per me. È vero? Sì, però mi sono pazzo. Sereno. Si scusa che dici? No, io me la scusare. Sì, ma era una settimana strabo. Sono una cavalletto, una compagna mia, e pure compagna Nannina. E una bocca di cacca con lui. La posso chiamare? Ma sì, sì. Non la puoi chiamare, Vieni. Tu Bella, Daniela! Sì, perché mi ha detto da dare guardi, allora ci ho cercato. Ah, ma non era tua! Sì, la sua cannale. La conoscete, Sì, sì, sì. allora sei un'amica di Nannina e benvenuta in questa casa. E ci sta parlando che io trattavo Nannina. Bello, capito, anche io di Matteo come da tavola io giuro. Orsolina! Accompagna questa bella signorina nella sua stanza. Porta le valigie, su. Specie. Aspetta che accompagno io. Non fa che pullare, non fa che numero a terra via. Questo, questo è una piccola dici da Questo è ma che si sono qua in reale, Vabbè, la cucina da così, ma questo lei tiene solo qua, arrivederci. Questo, grazie ancora come per accompagnare con Nannina. Grazie. Arrivederci. Signora Baronessa, arrivederci. Buon viaggio, arrivederci. Grazie. Ma non c'è quante cose hanno Arrivederci.
Allora siamo a 10. Siamo a 10. A 10. 10 edizioni della stagione teatrale Fide. Penso che ecco, dopo 10 edizioni possiamo dire che l'anno prossimo dobbiamo inserire nella stagione o no? Basta dopo 10 edizioni. Ormai è chiusa. Ah, e perché? No, 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 no. Vabbè, come voi sapete ogni spettacolo è abbinato a un'associazione di volontariato. L'associazione di questa sera è l'Aquilone, quindi io pregherei il presidente Rocco Liguori a